Ciao imbruttiti, oggi siamo a Grossa di Gazzo Padovano in provincia di Padova e qui abbiamo scoperto che c'è ancora chi le cose le fa secondo tradizione e esclusivamente fatto in casa. Andiamo a vedere chi è. Basta! Basta! Ma chi è? Vatti cuccia! Siamo qua con Fiorenzo Ronco, all'aria aperta in campagna dove si fa solo roba genuina e fatta in casa. Guardate robetta, produce tutto lui. Andiamo a vedere cosa fa. Culatello sotto costa de macio arrotolata con alloro, rosmarino e bucce di arancia. Allora questa è una porchetta che fa sottoscritto alla veneta, casareccia farcita, cucinata al forno 8 ore di cottura speziata con tutte le spezie particolari, e quello è un segreto personale. Sarebbe la carne della porchetta e questa è la farcitura, il ripieno. Il modo da fare la divisione di legna, madonna. Tua mamma è un po'. La mamma è. Mangiato massa sta meglio. Io faccio il labbro, lo faccio perché ho il pallino mio come tanti. Questa è tutta roba che si fa qui nel Veneto, Grossa di Gazzo Padovano. Io sono il sottoscritto Ronco Fiorenzo che fa ste robe qua. Lardo di colonnata, 20 giorni sotto salamoia, salatura, che butta fuori, deve buttare fuori tutta l'acqua. Poi si prende, si butta via il sale che resta, si preparano delle spezie particolari che non si può dire perché è una cosa segreta. I segreti di Fiorenzo. I segreti di Fiorenzo, ecco. Lo vedo. È vero che stasera tu mettessi su una bella fetta di tipo un panno a bruschetta. Scaldacqua, fettine di Ma non so telecamera! Non so dire. Telecamera non la vogliamo. Questo va mangiato a fettine, fatto bruschetta col peperoncino, all'olio, oppure anche così sciolto. Allora, quando è tagliato, prima di metterlo in frigo, bisogna chiudere i pori del taglio del lardo e si fa così. Aspetta che c'è l'altra. Rifallo perché sa. Macinatura di cotechino, coteche e muscolo. Poi ho messo un orecchio di maiale, diciamo arrotolato, e in mezzo ho messo un guanciale legato con le spezie e poi una bombola. Vedi che è grosso. La carne che ho messo farcita in mezzo all'orecchio, adesso ti devo dare l'orecchio che adesso questo perché non ho il giorno qua. Io ho un piccolo nervetto, si vede? C'è un piccolo nervetto, quello qua è questo nervetto. Oggi mangiamo la bondola veneta farcita con orecchio di maiale e il guanciale, che è questa parte qua del maiale, col purè fatto in casa. Sarebbe un cotechino farcito con guanciale e orecchio di maiale. Assaggiamo. È meglio che mangiare una monata. Buon appetito a tutti. Vi ho fatto venire voi,